Ben ritrovati nello studio di FISA Veneto qui a Fieracavalli che è sicuramente un grande momento espositivo, un grande momento di ritrovo per gli amanti di tutto quello che gira attorno al mondo dell'equitazione, ma è anche un grande momento di sport e di competizione. In particolare, allora, parliamo adesso. Scusa, ho sbagliato il microfono, scusa. Ah, scusate, siamo in diretta, non me l'avete detto. Credevo fosse registrata, chiedo scusa. Allora, dicevo, un grande momento di sport, anche di agonismo. In particolare parliamo della 123 per 123 Silver Tour, una gara che poi in realtà è la 125, questo nome strano che io non conoscevo, e qui con me ci sono due atlete venete. Ho il piacere di avere la vicentina Alessandra Renzi, corretto? E la padovana Sofia Muller. Allora, chi mi spiega la classifica? Chi me la spiega la classifica? Non l'ho capita. Siamo arrivate prima a pari merito perché abbiamo fatto anche lo stesso tempo con 0-0. Stesso Però- identico tempo. Però Però c'è una prima? hai estrazione, Io la questo- sorte ha voluto che Questa è stata una cosa orribile. Voglio dire, hanno dato una medaglia d'oro a pari merito nel salto in alto alle Olimpiadi e quindi fanno l'estrazione. Cioè, io francamente non l'ho capita. Cioè, francamente fare a sorteggio chi vince mi sembra. Si usa così. È crudele. è la prima volta che mi è capitata. E hai perso. Anche per me è la prima volta. Tu hai perso. Non ho perso, sono comunque arrivata prima. No, vabbè, ho capito. Però, cioè, ma guarda, testo croce, la monetina, come hanno fatto? No, come hanno fatto, seriamente? Hanno sorteggiato, dalla coppa hanno estratto il biglietto col nome. Dai, di la verità, chi ha estratto il tuo nome? Chi è che ha estratto il tuo nome? Le steward durante la premiazione hanno estratto Alessandra. Era un ragazzo che si levò di te a scelta. Era una ragazza. Tu l'avevi mai visto questo sistema di assegnare una vittoria? No, perché a me non è mai successo. No, devo dire che per carità io la scopro come novità. È molto bello vedere che entrambe ne state sorridendo, mi pare davvero molto strano. La cosa invece che vogliamo sottolineare è che a pari merito sono arrivate due venete su quanti partecipanti? 50. E quindi credo che sia davvero, scherzi a parte, un risultato che vi possa inorgoglire, o no? Un risultato che vi può inorgoglire. Importante. Di qualcosa, vicino al microfono, non vuoi dire un momento. No, che è molto importante anche perché è un campo veramente importante ed è una gara bella qua a Fieracavalli, è una grandissima emozione e in più è l'onore che due venete sono arrivate prime. Sei scesa in gara pensando di arrivare a fare cosa? Di dare il mio meglio. E questo è scontato, ma come classifica cosa pensavi? Comunque l'aspettativa di vincere non era quella l'aspettativa. Ho dato il mio meglio e ho fatto la mia gara e sono arrivata prima, pari merito. La tua aspettativa qual era prima della gara? Ieri ho fatto un errore, quindi volevo oggi fare bene e tirare la gara per entrare tra i finalisti di domani, che sono solo 10. Ma pensavi a vincere? Speravo di vincere. Ci speravi? Ho provato. Sinceramente ci speravi? Sì, per entrare in finale domani. Con il tuo cavallo lavori da quanto? Parliamo anche di lui, perché mi sembra giusto parlare anche di due cavalli. Sì. Raccontiamo chi è. Allora, Wessel è un cavallo del 2003, quindi ha molta esperienza, perché ha 18 anni. È più vecchio di te. Più vecchio di me, però Scusa, non lo dimostra. fermo un attimo. C'è il tuo cavallo quanto? Il mio cavallo ha 7 anni, molto giovane. Ecco, tu hai un altro po' il triplo dei suoi anni. Esatto. No, perché no, è divertente perché lei ha 16 anni, il cavallo ne ha 18. Ma io devo fare pat pat. No, ma
è veramente, non li dimostra per niente, infatti è un cavallo velocissimo, ha vinto anche qua a Fiera Cavalli con la figlia della mia istruttrice e quindi lui ha fatto tante edizioni di questa fiera. E da quanto è che lavori con lui? Da quasi un anno. Mentre il tuo è un cavallo molto giovane, Molto quindi giovane, credo sì. che a parte di tutto È è la prima volta. un risultato davvero importante Sì, vista sì, la sua età. prima esperienza in una fiera così, comunque un campo importante, una gara importante, ma è una cavalla che si comporta molto bene, molto seria Non è come non è come te, lei è molto seria. No, e da quanto lavorate assieme? da quasi 2 anni adesso, quindi l'ho presa ai fini dei 5 anni e abbiamo fatto tutta la stagione dei 6 anni e adesso pian piano alziamo un po' il livello. Direi che puoi essere molto soddisfatto, è un cavallo Sì. giovane che fa un risultato così importante. No, infatti una vittoria così non ce l'aspettavamo, né io né il mio istruttore che è molto contento, senz'altro. E adesso? Prossimi appuntamenti? A fine mese dovrebbe esserci i campionati indoor, Triveneti, quelli senz'altro saremo presenti. Settimana prossima sono di nuovo qui con il mio pony e invece quella dopo faccio un internazionale con Vessel sempre, a Ornago. Con quali obiettivi? Di andare bene. No, andare bene è troppo generico. Sono delle Andare gare- bene vuol dire essere entro che posizione? Fare esperienza. Andare bene vuol dire arrivare in classifica entro che posizione? Podio. 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 In entrambe le gare punti al podio. Eh? In entrambe le gare che hai detto punti al podio. Sì, si punta sempre bene, però Punti al podio. Tu invece per quanto riguarda i campionati dicevi? Bene, Che vuol dire? podio, preferibilmente. E allora, con l'augurio che siano 2 podi, anzi 3, visto che lei parlava di 2 gare, lei di una, e che soprattutto, se non fosse podio, che entrambi possano conservare questo sorriso. Credo sia la cosa più importante. A volte, certo, vincere è bello, però davvero vorrei ripetere, trasmettere il messaggio che ci raccontavano i ragazzi dello stage con Michel Robert, di mantenere il divertirsi, quindi mantenere il sorriso. Vincere è bello sicuramente, ma non è la cosa più importante. La cosa più importante qual è? Divertirsi. La cosa più importante qual è? divertirsi. E allora spero anche che anche voi un pochino con noi vi siate divertiti. Grazie.